siamo spostati di posto da circa 6 mesi, però la situazione sta degenerando, anzi sta peggiorando sempre di più. Un piccolo riferimento a una piazzetta dove sicuramente nel giro di 3 mesi metà dei negozi saranno chiusi. Negozi vuoti, laconici cartelli con scritto affitto, affittasi. Irriconoscibile il centro storico di Castelfranco Veneto, una delle piazze più fiorenti di tutta la regione. Gli affitti troppo elevati stanno uccidendo i pochi commercianti che resistono alla crisi. E ironia della sorte, qui mancano anche quegli eventi e quel passeggio che avevano fatto la ricchezza della città. Il comune in questo momento non ci sta aiutando, anzi la piazza di Castelfranco abbiamo riscontrato proprio una mancanza di passaggio, non so, c'è qualcosa che la gente non gravita più come una volta. Luci che non sono accese, pavimentazione che praticamente non funziona, cestini inesistenti oppure rotti che per cambiarli ci vogliono veramente carte bollate. Una brutta fotografia nonostante la bellezza di Piazza Giorgione, delle mura della città, delle sue stradine medievali. Gli stessi castellani preferiscono i centri commerciali. Nella piazza sono spariti uno dietro l'altro quasi tutti i negozi di vicinato. Peccato, spiegano i commercianti, che guardano con amara tristezza a quanto accadeva solo pochi anni fa. 5-6 anni fa per trovare un negozio in affitto bisognava veramente cercare, aspettare che qualcuno proprio chiudesse, adesso volendo se ne trovano parecchi, ecco. Non solo all'esterno di Castelfranco ma proprio centrali.